Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 9 del girone A di eccellenza siciliana che vede scendere in campo il Bagheria e lo Sciacca. Due formazioni alla ricerca di punti per obiettivi, possiamo dirlo, credo abbastanza comuni, perché entrambe le formazioni si ritrovano lì, nella parte più interessante della classifica, verso l'obiettivo che è quello dei playoff, perché al momento lo Sciacca si trova al quinto posto, Bagheria invece qualche posizione dietro all'ottavo, ma i punti che li separano non sono punti, è soltanto punto, perché è singolare, ovvero uno solo. Dunque, due formazioni che si equivalgono sulla carta, almeno stando alla classifica, vediamo i dati abbastanza comuni. Noi adesso, appena arriveranno anche le squadre, tenteremo, anzi ci daremo sicuramente tutte le informazioni, ma credo che la chiave di questa partita potrà essere sicuramente il tempo, perché lo vedete dalle nostre immagini, sta veramente piovendo a dirotto e questa è sicuramente, sarà sicuramente una delle chiavi della partita, perché con un campo così pesante i giocatori tecnici potrebbero essere anche non agevolati dalle condizioni climatiche e di conseguenza dover fare tanto la partita sporca. Allora lì è la grinta, è la voglia, è il carattere che deve venire fuori da ambo i lati, chiaramente, per portare a casa 3 punti o chissà, forse un punto l'uno. Nel frattempo noi attendiamo l'arrivo delle due formazioni, si perde un pizzico di tempo, ma forse si sta aspettando che il tempo possa migliorare, ma diciamo la proiezione del meteo non sembra volersi calmare, le nuvole sono abbastanza problematiche, quindi credo che ci terranno compagnia per tutta la partita. Noi fortunatamente siamo in una posizione abbastanza agevole che ci permette di non bagnarci, questa sicuramente è una buona notizia, però per noi ragazzi in campo sicuramente dovranno invece lavorare sotto la pioggia e di conseguenza adattarsi al tipo di partita. Nel frattempo ancora le squadre non sono arrivate, già qualche minutino di ritardo, però credo non manchi molto per attendere le due formazioni, come diciamo sempre poi in ogni nostra diretta, anche se bisogna aspettare qualcosina in più di minutaggio, ne vale sempre la pena, perché poi vengono sempre fuori partite molto molto divertenti. Noi ne approfittiamo a questo punto di questa perdita di tempo per dare qualche informazione in più. Il Bagheria, dicevamo, 13 punti in classifica, ottavo posto, 10 gol fatti, 13 subiti. L'ultimo match è stato abbastanza felice con la vittoria in un campo tanto complicato come quello delle Castellammare, una delle rivelazioni, forse la rivelazione di questo campionato. Dalla volta invece lo Sciacca viene da una vittoria interna contro la Folgore Calcio Castelvetrano, 2-1 il risultato. Leggiamo anche i dati di gol fatti e gol subiti, perché sono 7 gol fatti, 5 gol subiti, e questo qua è un altro tema della partita, perché il dato di 7 gol fatti posiziona lo Sciacca al quarto peggior attacco nella classifica delle reti realizzate. Dunque un qualcosa su cui bisognerà sicuramente lavorare, partendo anche chissà da questo pomeriggio dello stato comunale di Bagheria, perché il gol serve. Vincere le partite, ottenere 3 punti, passa appunto dai gol, i gol che forse un po' stanno mancando allo Sciacca, che però, ricordiamo, è sempre al quinto posto, a volte, come direbbe forse anche un po' un grande allenatore come Max Allegri, cortomuso. Vincere 1-0 è sempre, sono sempre 3 punti, dunque vincere 1-0, vincere 5-0 cambia poco, la sostanza è quella, 3 punti e 3 punti, quindi insomma non possiamo che essere effettivamente d'accordo con un grande allenatore. Nel frattempo sono finalmente entrate le due squadre, con la terna arbitrale formata da Enrico Corvaglia di Catania, Fabio Marino di Palermo e Antonio Barone di Marsala. Dunque un trio arbitrale che passa un po' per tutta la Sicilia, possiamo dire. Nel frattempo noi vi mostriamo il tabellino, risultato chiaramente di 0-0, il tempo invece inizierà a scorrere, infatti in cui ci sarà il primo tocco sul manto erboso dello stadio comunale di Bagheria. Adesso allargheremo anche un po' l'immagine per permettervi di vedere ancora meglio. Nel frattempo vediamo anche i due capitani. Da un lato partiamo dagli ospiti, dal Rosario Licata, classe 89, dall'altro invece Salvatore Flodio. Ci sono sicuramente delle scelte interessanti per il Bagheria, che rispetto alla scorsa formazione intanto parte con un cambio in porta, perché para Lorenzo Crisafulli e non Francesco Cannizzaro. Poi c'è qualche altro cambio, manca Raimondo Lucera, sicuramente l'uomo con più imprevedibilità per mister Tomasello. Però adesso cercheremo anche di darvi la contezza delle formazioni con gli schieramenti corretti. Nel frattempo cenno di intesa tra le due formazioni. Prima di cominciare, sicuramente l'attacco dovrebbe essere formato da Ordonez, Giglio
e Girgenti, che invece è stato il match, forse non è giusto utilizzare match winner, perché in realtà la partita è finita con l'esito di 2-2 contro il Montelepro. È stato il giocatore che è sicuramente il game changing, anzi, che è più corretto dire, perché è stato il giocatore che ha cambiato la partita sull'esito di 2-0 per il Montelepro alla prima di mister Corrado Mutolo. Poi è entrato l'esterno classe 2001 e ha cambiato praticamente il volto, perché è arrivato un gol e un assist, insomma una partita a tutto tondo per lui. Nel frattempo si stanno posizionando le due squadre, con il Bagheria che attacca da sinistra verso destra, mentre invece lo Sciacca da destra verso sinistra. Adesso sta veramente per iniziare la partita. Poi spostiamo anche gli sponsor, li mettiamo a destra. È sul punto di battuta lo Sciacca, che dunque inizierà con il primo tocco sul letterino di gioco. Nel frattempo, dicevamo, la pioggia accompagnerà per tutta la partita. La legge dei telecronisti è sempre la stessa, ovvero quando si dice qualcosa poi succede praticamente il contrario, e di conseguenza al momento la pioggia sembra averci abbandonato, e noi chiaramente ce l'auguriamo. Nel frattempo, confermata la difesa 4 per il Bagheria, con Spampinato e Florio centrali. Tanto inizia il match con il primo tocco dello Sciacca, con Florio che subito si appoggia al play difensivo. Sbaglia subito l'impostazione. Gio va sul suo mancino, calcia verso la porta e la sblocca subito dopo 16 secondi. Gio è andato sul suo mancino, e poi l'esultanza con un cuore verso la telecamera. Nemmeno il tempo di cominciare, nemmeno il tempo di mettere il cronometro, che subito la partita si sblocca 1-0. E qui Gio ha fatto la giocata giusta, ha approfittato di un errore difensivo da parte dello Sciacca per potersi portare sul suo mancino e concludere immediatamente. Il campo effettivamente, lo dicevamo anche prima, non aiuta. Quando parliamo della pioggia, che può essere un problema in tutte le partite, intendiamo proprio questo, perché il campo chiaramente diventa scivoloso, la palla naviga con più velocità, e Gio questa cosa la sa molto bene, perché ha subito calciato in porta la palla leggermente complicata per il portiere avversario, ed è subito gol del vantaggio. Fate poi Jamais appoggia dalle parti di Licata, che va sul mancino, poi allontana come può Pierce, pallone alzato a campanile, salta di testa Mangiaracina, ma viene anticipato. Dicevamo quindi difesa 4 per il Bagheria, con Lopresti a destra, a sinistra Costa, Spampinato e Florio invece i centrali. E a centrocampo gioca Ballariano, stato uno dei migliori nel match contro il Montelepre. Nel frattempo Retucci fa una bella giocata qui di fisico, si appoggia da Jamais. Continuiamo dicendo poi centrocampo formato da Petrullo e Caracappa. Poi il tridente l'abbiamo detto in precedenza, con Ordonez come punta centrale, Gio, autore del gol, e Girgenti a completare il tridente. All'altro invece vediamo posizione molto avanzata, chiaramente Retucci, chiaramente anche Mangiaracina, che formeranno questo tandem offensivo. In realtà Mangiaracina è più un esterno a sinistra, con la posizione di Garufo, che chiaramente ha una carriera che parla da sola. Lo vediamo invece in posizione un po' più avanzata, quasi da trequartista. Ambro invece come mezzala di inserimento, lui che è un giocatore molto fisico, quindi ci immaginiamo tante occasioni per sfruttare l'inserimento, che è l'arma migliore. Nel frattempo un gran bel aggancio da parte di Carrasco Telis, con la palla che va in rimessa, ma nel frattempo quasi come un ping pong. Dall'altro invece sarà Ala come esterno, quindi tutto a destra. Jamais, Telis e Florio invece, anzi Pierce, Jamais e Florio i centrali. Garufo si appoggia dietro, palla dalle parti di Licata, che la controlla, va col mancino, incontro Retucci, Mangiaracina, vogliono dialogare i due. Poi palla alzata con Florio, che quasi la tocca col braccio e viene allontanato, Spampinato. Poi Ambro cicca la conclusione e Caracappa mette una piccola pezza. Girgenti tallonato immediatamente
da Moser che fa sentire i muscoli, poi le dribbling a seguire, ottima la giocata, palla che viene allontanata, poi casca giù Jammeh, non c'è nulla, si continua, contropiede con Ordonez che vuole puntare alla difesa, però recupera benissimo Garufo nel raddoppio con Jammeh che poi mette la gamba per allontanare questa sfera, palla che si impenna con Costa, la fa rimbalzare 2 volte, poi la tocca, non c'è nulla, è un arbitraggio abbastanza all'inglese perché non vuole spezzare mai il gioco, credo faccia anche bene, lo presti. Spampinato, il lancio lungo per Gio, la controlla con Licata a mordergli subito le caviglie, tocco Ordonez di prima, bella la chiusura di Pierce, e poi Licata, tocco centrale, a liberare, spampinato ancora, a fare sentire il fisico, lo presi di testa, spampinato ancora, la controlla per un attimo, Petrullo, Ballariano, cambia gioco sulla sinistra, insomma è una gara molto divertente, già l'abbiamo visto, soltanto 4 minuti di gioco, ma abbiamo visto tante belle giocate. Ballariano alza la testa, vede la lotta a parte Gio che può rientrare, può calciare ancora, Gio calcia, deviazione, calcio d'angolo, ma Gio è veramente in forma questo pomeriggio. Ed è quindi calcio d'angolo, sul punto di battuta va Girgenti, salgono un po' tutte le torri, rimangono dietro Lopresti e Ballariano, più giovani chiaramente, per qualche contropiede eventuale dello Sciacca che potrebbe arrivare sugli sviluppi proprio di questo calcio piazzato. Alza il braccio Girgenti quasi a chiamare uno schema, nel frattempo il direttore gara sta però discutendo con Petrullo e Retucci che dentro del rigore sicuramente non si fanno complimenti. Va Girgenti, perde un pizzico di tempo, arriva adesso il cross sul primo palo, libera Garufo, poi palla che rimbalza, questa volta il gioco è fermo, fallo con la ripartenza immediata a cercare la velocità di Mangiaracina che la vuole controllare sulla fascia sinistra, vediamo se rientra, Mangiaracina in mezzo a due, vediamo se passa, Mangiaracina, gran giocata, passa in mezzo a due, doppio passo, va sul sinistro, poi sul destro, appoggio, palla a rimorchio, la conclusione di Desiderio Garufo, palla che viene ribattuta, ma adesso è uno Sciacca che ci crede e non può essere altrimenti perché la gara è iniziata soltanto da 6 minuti e nel frattempo vi aggiorniamo anche sulle condizioni climatiche perché ha ripreso a piovere anche tanto. Sarà dunque rimessa laterale, vediamo se andrà a lungo. Nel frattempo sale anche Moser, testa e poi salta dentro la rigore Jammeh, si chiedeva un tocco fosse con il braccio, non è così per il direttore di gara, palla che rimbalza le parti di mister Brucculeri che sicuramente non sarà contento però. Licata, Ambro scarica dietro Moser, Pierce lo insegue Gio con l'esterno tranquillamente, la capitana Licata, tocco centrale, Mangiaracina sicuramente il più attivo dei suoi, scambia con Retucci, poi si allunga il pallone, Spampinato fa una bella chiusura, Florio poi senza badare allo stile trova immediatamente Gio, subisce fallo, è molto arrabbiato qui Pierce, dice di non aver commesso fallo, cioè di aver preso la palla, però non è dello stesso avviso il direttore di gara che invece indica il calcio di punizione. Si cerca tanto Mangiaracina da questa parte a sinistra, un po' meno invece Ala, che sulla destra non l'abbiamo visto tanto cercato. Al momento sembra quasi un 4-5-1 quello dello Sciacca, con Jammeh e Pierce centrali, Licata a sinistra e a destra Berg-Moser. Poi Ala, Garufo, Ambro, Mangiaracina e Teliz centrocampo, e davanti invece Retucci a fare un po' la guerra con la difesa bagherese. Intanto rimessa con le mani con Lopresti, si appoggia da Giglio, questa volta fa un brutto aggancio, un errore non da lui, però il pallone è scivoloso, dunque si può anche perdonare sicuramente l'aggancio, anzi no, era Girgenti, chiedo scusa, non Giglio, che in questa insolita posizione a destra, ma in realtà
anche Gio è a destra, quindi vediamo entrambi un po' schiacciati sulla fascia, con Ordonez invece sempre centrale, quindi non è cambiato nulla da quel punto di vista, però. E infatti Girgenti ritorna sulla sua fascia di competenza. Palla complicata per Mossari che non la può mai controllare così, e dunque rimessa con le mani, adesso con un pizzico di esperienza e mi viene a dire anche un pizzico di malizia giusta nel mondo del calcio, chiaramente va a guadagnare qualche secondo, ma soprattutto permette ai compagni di riposizionarsi in campo. Ballariano la controlla, palla subito imbucata, Pierce di testa, mangia Racina, può partire veloce, lo sa, lo insegue però l'autore del gol è Giglio, contrasto bellissimo di Giglio che si riporta e poi con Petrullo, lancio lungo, forse un po' eccessivo, lo ringrazia comunque Caracappa, ma credo che in questo caso Petrullo dovesse controllarla e gestirla meglio questa uscita, perché Giglio ha fatto un gran recupero. Petrullo, Giglio ancora, poi Ambro nasconde il pallone, bella giocata di Ambro, poi esterno, Pierce. Adesso invece è Garufa a fare il play basso, un po' quello che ci aspettavamo effettivamente, con Telise e Ambro a fare le mezzali di inserimento. Mangia la Cina a sinistra con compiti prettamente offensivi, Ale invece aiuta un po' più a destra. Fase difensiva chiaramente, Mangia la Cina col tacco, palla che passa, Licata, vediamo se crossa, arriva il traversone al centro, Crisafulli blocca senza problemi e fa subito ripartire Caracappa in velocità, il Bagheria non vuole perdere tempo. Poi Giammè col fisico, lo fa sentire. Lontana un po' come può Sabella. Non credo fosse molto colpevole sul gol subito. Un tiro molto angolato di Gio. Bisogna vedere però se il pallone gli è rimbalzato un po' davanti. E quindi con la pioggia ha preso poi una traiettoria abbastanza complicata. Col petto Girgenti. È subito tallonato però dalla difesa ospite. Che dicevamo un problema un po' in attacco perché 7 gol sono un po' pochini. Petrullo, bella giocata, ancora Petrullo, lascia il pallone lì, poi va giù, Girgenti, non c'è nulla, vedi, di gara, con Sabella che va a prendersi il pallone immediatamente, palla centrale, rischiano tanto, sulla pressione anche di Gio, mangia Racina, con l'esterno sulla velocità di Ambro, che però col sinistro spreca un po' tutto, si chiede un calcio d'angolo, però non è stato sanzionato, almeno credo un calcio d'angolo perché sicuramente non un fallo, quindi credo che il calcio d'angolo fosse la soluzione un po' più logica da questo punto di vista. Nel frattempo Crisafulli batte corto da Mattia Spampinato, va a lungo, anticipo ottimo da parte di Licata, Ambro con l'esterno, adesso vuole giganteggiare a centrocampo, c'è Garufo, bella giocata, Garufo, apertura, Retucci, e se fa salta l'uomo e calcia, cerca invece sulla fascia mancina Licata, e un po' si lamenta Licata perché credo non volesse questa palla o la volesse forse un po' più nei piedi, perché effettivamente la scelta dell'attaccante è corretta, da lì era coperto, ma la difesa davanti, schierata anche, e di conseguenza il passaggio è giusto. Licata però non l'ha seguito bene, o meglio non l'ha seguito fino alla profondità. E dunque Crisafulli sul punto di battuta a partire dal 2007, molto giovane. Testa di Mangiaracina, poi Pierce, la tocca Ballariano, Ordonez e adesso Petrullo. Costa di prima Ballariano, idea non sbagliata però forse fatta un po' male. Girgenti rientra e va sul fondo, bello qui il suo dribbling, poi punta la difesa Girgenti, scivola Ordonez, voleva forse un calcio di punizione ma non c'è nulla, è scivolato, il campo chiaramente dicevamo è molto scivoloso, comunque non ci sorprende un po', e oggi credo possa capitare anche più spesso del previsto. Costa con le mani, rimessa molto lunga, Caracappa, Giammè lo porta sull'esterno, riesce comunque a crossare, ma la difesa è ottima da parte del possente difensore.
poi Spampinato, Ballariano ancora, prende posizione su Ambro, si concede forse un dribbling di troppo, adesso riporta Pierce, molto forte fisicamente, serve Mangiaracina che deve puntare alla difesa, vediamo Mangiaracina, va sul fondo, sul mancino, finta ancora, poi calcia verso la porta, o forse un cross, sicuramente però non c'è stata differenza, non c'è stata una deviazione, di conseguenza è rimessa dal fondo, però lo Sciacca è tanto Mangiaracina dipendente, si vede, le azioni partono sempre dai suoi piedi, e anche il giocatore un po' più tecnico, mi permetto di dire, offensivamente parlando, chiaramente, e dunque le azioni devono cominciare da lui, però poi devono essere concluse al centro dell'area di rigore, sicuramente Retucci ma anche Ambro devono concedere maggiori appoggi per poi calciare in porta con libertà. Lo Presti, battuta lunga, testa pulita da parte dello Sciacca che la riconquista, poi la riperde Petrullo. Spampinato, autore di un'ottima gara al momento. Il duello con Retucci attualmente lo sta vincendo lui. C'è ancora però tutta la partita. Licata avanza sul mancino, traversone al centro, la buca infatti il 33 e poi Caracappa va a chiudere dall'altra parte, la difende con la rimessa. Sono anche un po' arrabbiati i ragazzi dello Sciacca perché vedevano di avere la paternità del pallone, così però non è per il direttore di gara che invece indica rimessa opposta con Telis che era convinto l'avesse toccata Spampinato, effettivamente sembrava forse che l'avesse un po' svirgolata al centro della di rigore, quindi credo ci fosse il tocco, però non è per il direttore di gara. Ballariano intanto, Mancino ancora alza il pallone, scelta non corretta, poi Moser si concede un piccolo sombrero di testa a liberare Telis, lotta a centrocampo alla meglio su Caracappa col fisico che rimane intanto a terra ma si rialza e sul fondo ala può crossare, vediamo, rete sul mancino Telese, vediamo se calcia da quella distanza, invece cerca un compagno che cicca la conclusione, era salito bene in avanti Moser ma poi forse ha sbagliato la cosa più semplice, ovvero il tiro verso la porta, attacco di Ordonez, non è pulitissimo, Licata, Pierce, c'è Jammeh vicino a lui, infatti lo serve con semplicità, pressione quasi come un tergicristallo da parte di Ordonez che un po' si arrabbia con i compagni, dice non posso essere soltanto io a pressare. Ballareno la sporca, poi Spampinato ma soprattutto Florio in avanti, ma credo ci sia una posizione di fuorigioco, vediamo. Ordonez però non la controlla, dunque nessun dubbio in questo caso perché la rimessa comunque dello Sciacca. Jammeh, nel frattempo pioggia che diminuisce. Pierce, centrale, Garufo si appoggia non benissimo, Girgenti con la ruleta, Jammeh però giganteggia in difesa e sradica il pallone all'avversario, poi la controlla, spara alla porta Ala che adesso si vuole girare, lo fa molto bene, fa sulla fascia, palla rimorchio, non c'è però nessuno e dunque Gio che prende la velocità, Licata che però con esperienza taglia la strada e va direttamente da Sabella, la controlla Garufo, lo Presti alla rimessa, ma Licata adesso non trova però un compagno, si avvicina a Retucci, appoggio sbagliato, Petrullo nasconde il pallone, lo fa benissimo, Ballariano ancora una volta, gran giocata, poi la perde ma c'è un intervento irregolare, fallo di Danilo Ambro per il signor Corvaia che ha indicato il calcio di punizione, fallo su Ballariano come dicevamo.
Gio vola sulla fascia destra, rientra sul suo mancino, trova un compagno al centro, Jammeh, poi libera, calcia verso la porta cara K. Viene però murato sul momento più bello. E quindi rimessa con le mani, batte Costa velocemente, Girgenti spalla alla porta, viene raddoppiato da Moser e da Telise. Sono stati molto bravi qui a non fare girare il 10, che può essere un fattore in questa partita, come dall'altro lato invece lo è già stato Gio. Ambro alza a campanile, Retucci, aggancio meraviglioso con Costa che gli dà fastidio, forse c'è fallo. E infatti punizione per lo Sciacca che adesso deve cercare di servire maggiormente il proprio attaccante. Pochi palloni per Retucci. Pierce. Licata. Mangiaracino. La controlla Telise, poi traversone al centro, Crisafolle va in presa altissima, c'è stato anche un fallo. Ottima presa qui da parte del giovane portiere. Quando siamo al minuto 20 di gioco, Pierce di testa, c'è anche Ordonez, anzi Gio, poi Ambro allontana un po' la svirgola, infatti il difensore Garufo, palla troppo profonda. Sarà rimessa laterale. Con Nello Presti che asciuga il pallone. La controlla Gio. Testa di Pierce. Poi cambia gioco cara K. Qui forse doveva fare molto di più però il centrocampista, perché Gio dall'altra parte si stava effettivamente inserendo, ma non l'ha servito bene. Garufo cambia gioco. Avanza poi con la tecnica. Ala. Serve il compagno che traversona al centro. Mangiacina non arriva a concludere. Poi allontana invece senza badare allo stile Capitanne Florio, liberando l'ala di rigore, ma lo Sciacca adesso sta iniziando ad attaccare maggiormente sulle fasce con la sovrapposizione degli esterni. Alza lo sguardo qui Ala. Moser. Pierce. Vediamo se avanza il centrale che cerca forse uno spiraglio, lo trova adesso con l'inserimento sulla zona centrale di Mangiaracina, portato a liberare invece la velocità di Gio che deve puntare Jammeh, cerca invece un passaggio e chiude la strada quasi come un treno il numero 6, molto bravo qui a recuperare sulla mancanza di posizione da parte dei compagni che hanno lasciato praticamente Gio tutto solo di poter puntare la porta. Jammeh invece è stato molto molto bravo perché è dato a chiudere le intenzioni dell'avversario. Dunque fa Girgenti, calcio d'angolo, allontana, messo sul palo Garufo e poi conclusione senza troppe pretese da parte di Petrullo. In minuto 23 di gioco, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, dopo 16 secondi la rete del vantaggio ha portato la firma di Raffaele Gio, un gran bel gol con il sinistro, è rientrato e poi
ha incrociato qui intanto, pericolosissimo il controllo di Sabella, che poi lo allontana un po' come viene, ma con un campo così, dicevamo, questi controlli possono essere veramente killer. E dunque rimessa con le mani con Lopresti, che sicuramente, come ha fatto in precedenza, andrà ad asciugare il pallone, e infatti è così. Ci aspettiamo forse una rimessa lunga. Ballariano al momento guardato da lontano da Telise. Gio, Lopresti, come viene Ordonez, anticipato Telise, poi Mangiaracina la mette giù bene, ma viene tallonato ancora dalla difesa di casa. Costa, Jamais lascia Pierce, poi Ordonez è scivolata, lotta come sempre, fa il dribbling a centrocampo di Petrullo, fa fallo invece Telise, chiede scusa all'arbitro, ed è quindi calcio di punizione per il Bagheria, che si sistema un attimo e poi spampinato dalle parti di Lopresti. 1-2 che non passa, Lopresti ancora di testa con Garufo, poi Gio cambia tutto Ordonez e forse prova una deviazione col tacco, non fortunata perché la palla termina direttamente dalle parti delle portiere avversarie, dalla parte di Sabella, che infatti prendersi questo pallone appoggiandolo da Pierce non prova quasi mai il rilancio lungo, sfida invece tanto dei suoi centrali, con Pierce che tanto spesso esce palla al piede e poi prova queste sventagliate lunghe. Testa di Mangiaracina sulla testa di Lopresti, palla direttamente da Crisafulli. La controlla Caracappa, va dietro saggiamente, sa che saltare Ambro non è una scelta semplice e dunque preferisce tornare dietro. Petrullo, lancio lungo per la velocità di Gio, buca Jamais, Gio ancora potrebbe calciare, vuole rientrare, Gio ancora in mezzo a due, poi la forza di Moser a stradicarlo totalmente, e qui Jamais è stato un po' sfortunato perché è andato sul pallone, ma sicuramente il campo non lo ha aiutato. Rimessa alta rapidamente, Caracappa vuole calciare da fuori, Murato però adesso si riparte con lo Sciacca, con il dribbling tentato da parte di Ala, non va a buon fine perché chiude sempre il Bagheria. Florio alza lo sguardo, Ordonez, anzi Costa, ma poi preferisce non rischiare nulla e tornare dietro, spampinato. Anticipo ancora delle centrale, buonissima gara per lui. Ballariano di prova anche lui di prima, poi Ambro, Petrullo, c'è forse un tocco con il braccio ma si continua, e dunque Petrullo allarga il gioco, dall'altra parte sa che c'è Girgenti che deve puntare l'uomo, vediamo, va sul destro, appoggia, la conclusione murata da un super Garufo che ha fatto prima un recupero e poi non ha concesso nemmeno il calcio d'angolo, soltanto rimessa laterale, però si lamenta tanto Licata che forse chiedeva tocco di braccio precedente ed effettivamente non aveva nemmeno torto, perché un controllo un po' irregolare c'è stato. Bagheria che invece nella prossima sfida affronterà il Camarat in trasferta lì a Camarata, insomma una sfida sicuramente tanto importante. Continua un po' il trittico di partite difficili, Castellammare, Sciacca e poi appunto Camarat. Mangiaracina si appoggia da Ambro, cerca un'imbucata molto intelligente, ma la palla viene chiusa dalla difesa maglia bianca. Ambro ancora al centro, l'appoggio di prima di Telese e poi Ballerano leva le castagne dal fuoco, trovando invece anche un pizzico di fortuna sul suo rinvio. Ordonez che punta, allarga il gioco molto bene, Caracappa, vediamo cosa crea, palla su Ordonez, la controlla Ordonez e poi il contrasto meraviglioso di Pierce che vale come un gol. Questa veramente è una gran bella giocata perché Caracappa dà una palla imbocata perfetta.
Però Pierce qui fa praticamente un gol, perché Ordóñez da lì si era anche un po' decentrato rispetto al portiere avversario e da lì credo che avrebbe anche fatto il gol. E invece Pierce è scivolata, ha risolto tutto con un gran bell'intervento. Ala rientra bene, vediamo se cambia gioco, va al centro da Garufo che senza pensarci un attimo fa vedere tutta la sua qualità, cambiando. Pierce scambia con Jammeh e poi ancora Pierce. Lotta qui Ambro, deve cercare di fare qualcosa in più. Si chiede soprattutto a lui la giocata, perché è un giocatore che c'entra poco con l'eccellenza. Pallariano. Gio, vediamo se punta. Pierce cerca invece il compagno con Jammeh che fa valere tutto il fisico su Girgenti, poi fa fallo Girgenti, dice di no, ma il fallo sembra abbastanza evidente. E dunque calcio di punizione per lo Sciacca quando continua a piovere. Moser avanza sulla fascia destra, scambia con Telis, bella qui la sua giocata. Moser ancora, si dimentica il pallone, lo trova Petrollo, adesso può ripartire il Bagheria perché lo Sciacca è messa male in campo in questo momento. La velocità di Caracappa, una spina nel fianco della formazione avversaria. Girgenti lascia Ordóñez contro Jammeh, vuole passare Jammeh ancora da terra, lotta, non si salta mai Jammeh. 1-2, Moser dialoga, poi Petrullo ancora una volta a mettere una pezza, ma questa volta il rimpallo lo sfavorisce. Si riparte ancora con Moser, apertura ancora, destro e calcia molto male lo Sciacca qui. Con il tentativo da parte di Mangiaracina che non ha inquadrato la porta, c'era Retucci che si stava inserendo al centro dell'area di rigore, sicuramente avrebbe voluto questa palla che non è arrivata, calciato in porta, però tiro da dimenticare. Petrullo col mancino la tocca, la sporca Caracappa come può, poi Moser, Pierce che nel frattempo si è scambiato di posto con Jammeh, lo vediamo infatti Jammeh come centrale di sinistra, Pierce invece centrale di destra. In precedenza nei 31 minuti precedenti invece era il contrario, forse perché Ordóñez stava dando tanto fastidio lì, o forse anche per limitare maggiormente Gio. Pierce era un po' in difficoltà, invece Jammeh ha fatto vedere che in 2 volte lo ha fermato, ma nel frattempo vediamo Ordóñez invece andare a fare quasi il falso 9, poi Mangiaracina, questa è una brutta botta. Punizione con Licata. Jammeh, Pierce, Moser, Telis, Garufo di prima, Telis ancora, Pierce si vuole far uscire il Bagheria per poi attaccarlo dopo, infatti fa proprio questo ala. Garufo ancora, bello qui l'aggancio e poi di prima da Jammeh. Bello qui il lavoro difensivo e si riporta con Petrullo dall'altro lato c'è Ordóñez, palla leggermente indietro, chiama il fuorigioco Pierce ma non c'è nulla. Ordóñez si gira, scarica il pallone ma lo fa decisamente male con Pierce che lo ringrazia, riparte a 1000 come un treno, ma deve fermarsi perché Ballariano gliel'ha rubata nel frattempo. Gran partita sempre di Ballariano che anche in fase difensiva fa sentire la sua costanza. Ambro, finta e controfinta, chiede un movimento dei compagni, c'è largo Licata ma preferisce appoggiarsi da Jammeh che avanza. Ecco Licata, l'anticipo da parte di Gio che anche in fase difensiva si fa sentire. Licata
guarda i compagni, traversone, Crisafulli blocca senza problemi, fa subito ripartire i suoi, ma forse con un pizzico di serenità, forse un po' eccessiva, a parte di Caracappa che alza il pallone per Valeriano con il petto, Pierce lo sovrasta, Ambro e poi Talise. Buono qui il lavoro da parte dello Sciacca che ha subito riconquistato il pallone. Valeriano ha provato una giocata molto complicata, ma anche un po' difficile dal punto di vista fisico, perché ha stoppato quel pallone con il petto, poi Pierce praticamente con una semplicità disarmante lo ha riconquistato, facendo valere i suoi centimetri di altezza. Traversone al centro, Ambro la tocca ed è anche l'ultima a toccare, e dicevamo questa deve essere sicuramente una delle chiavi della partita, perché Ambro è un giocatore molto alto, un giocatore che sa inserirsi bene con il colpo di testa. Qui per la prima volta si inserisce all'interno del rigore, viene subito cercato, viene subito trovato, ma non c'è il gol, palla fuori. Chissà che però questa giocata non possa diventare il tema della partita. Crisafulli va lunghissimo, Sciamme di testa, sovrasta tutti, poi Pierce lascia rimbalzare il pallone diverse volte. Garufo al centro di prima, bellissima la giocata in verticale con Telis che si allunga il pallone ma sbaglia, poi Ballariano, bello quel dribbling, imboccata centrale, la controlla Petrullo, può partire, poi Girgenti contro Giammè, palla sul secondo palo, quasi una giocata da calcio a 5 senza vedere, Ordonez calcia e poi diritto sulle braccia, anzi tra le mani di Sabella, che sicuramente ringrazia. Più una palla da calcio a 5 per l'attaccante numero 9, una palla a secondo palo, tipica del mondo delle futsal. Ricordiamo anche che con Sportisili seguiamo il mondo del calcio a 5, partendo dalla Serie B con il Mistral fino alla C1 con il Palermo Futsal Club, dove potete assistere a tutte le partite dentro e fuori casa della formazione del presidente Gabriele Pazzaia, tra l'altro sempre con me in cabina di telecronaca. Intanto Cossi in mezzo di testa, ci ha provato Retucci che si era infilato benissimo all'interno della rigore, bello il cross anche di Ricata, ma tanta sfortuna adesso per lo Sciacca. Crisafulli va da Florio, stanno concedendo poco Florio e Spampinato, una coppia difensiva ormai collaudata, si intendono a meraviglia, con Florio che va più indietro, mentre invece Spampinato cerca il duello a tutto campo un po' con gli avversari. Con le mani Costa, minuto 37 di gioco nel frattempo, 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. La rete è quella di Gio dopo soltanto 16 secondi. Vedremo se effettivamente è un record stagionale. È un po' difficile riuscire a sapere i minutaggi di tutti i gol di questo campionato, però insomma credo che sicuramente almeno in top 3 ci arriva sicuro, forse anche qualcosina in più, perché 16 secondi praticamente la partita è appena iniziata, fai subito gol, insomma fare meno di 16 secondi è tanto complicato. Jamais non rischia nulla, Sabella lontana anche lui senza badare allo stile, palla che si alza, Petrullo, poi Girgenti, fallo di Jamais, ma si continua, non c'è nulla, anzi. Pierce, apertura mancina, sbagliata, non c'è nessuno. Quindi rimessa con le mani con Lopresti. Testa di Gio, Pierce lascia controllare Ballariano, poi sradica il pallone con questa sventagliata offensiva. Florio con il mancino trova Ordonez, poi alza il braccio. Elise chiedeva forse che ci fossero gli estremi per una rimessa laterale, così non è per il dietro di gara, dunque Spampinato. Cosa lancia? Scegli proprio questa soluzione, testa alla spizzata di Gio, intelligente anzi di
Girgenti per Giglio, tutto regolare. Giglio ancora vuole il suo mancino, se calcia. Apertura ottima dalle parti di Cara K, ma è ottima soprattutto la risposta di Moser che chiude in anticipo. Adesso si appoggia da Telise, c'è vicino a lui Ambro. Serve adesso, scambiano i due, adesso rallenta un po' il gioco lo Sciacca, quando stiamo per entrare nel 39esimo minuto di gioco. Ambro. Sulla destra c'è Moser che cerca un traversone, palla che passa, la tocca Florio, poi ancora spampinato Retucci, la controlla con il petto, col destro-sinistro, viene fermato alle dell'area di rigore, ma riesce comunque ad aprire dalle parti di Capitan Licata, scambia con Garufo, di ritorno ancora, palla dentro, allontana invece Petrullo, come può. Jamais. Pierce. Ambro. Licata, cerca il traversone con Lopresti che invece fa una buona chiusura, non permettendo al capitano avversario di trovare compagni al centro. Nel frattempo salgono un po' le torri, sale Pierce, sale Jamais. Potrebbero essere i principali indiziati a essere cercati all'interno della di rigore. Va Garufo a battere, un giocatore con un piede molto interessante. Cross di Garufo, poi Grisa folle, esce con i pugni come può, adesso riparte il Bagheria, il contropiede, si fa tutto il campo, appoggio dalle parti di Girgenti che deve puntare alla difesa. Vediamo, c'è l'inserimento di Cara K, gliela restituisce, ma spreca veramente tutto il Bagheria adesso. E queste sono occasioni che non si devono sprecare. Jamais. Punta alla porta Ala. E adesso si appoggia da Telise, cambia gioco, vedi Garufo, aggancio, poi con il braccio abbastanza netto, traversone con Crisa Poli che blocca ancora, è molto bravo nell'uscita del portiere e fa ripartire come sempre, ormai lo Sciacca è spaccato in due praticamente. C'è l'inserimento di Girgenti, preferisce Gio andare dalle parti di Cara K, ma chiude Moser in anticipo, è un po' il giocatore che riesce sempre a tenere un po' questa difesa, Moser, con i suoi recuperi, perché quando salgono Jamais e Pierce è un po' difficile che riescano a tornare in tempo, e Moser invece è quello che rimane dei tre un po' più indietro, che sale anche Licata spesso e volentieri. Ma con le mani Costa, rimessa ancora per il Bagheria, minuto 41, quasi 42 di gioco. Costa asciuga il pallone, andrà sicuramente una rimessa lunga, vediamo. E infatti fa così, anticipo, poi palla che rimane su Girgenti che calcia. Giglio la riceve, si va sul mancino, sceglie invece il destro, fermato da un ottimo Licata, poi il dribbling da parte di Ambro che si mette con il corpo, ci sono anche tanto la suola. Garufo, cambio perfetto di gioco per la velocità di Telise che si prende il campo a disposizione, si fa sul sinistro, infatti fa così, apertura al centro verso Retucci che però la sporca, poi c'è un tocco ed è calcio di punizione dal limite dello Sciacca. Adesso si può anche presentare dalle parti di Crisafolli con maggiore cattiveria. Minuto 43, questa è un'occasione grossissima. Vediamo chi batte, perché Garufo potrebbe essere una soluzione più che valida. In realtà c'è Licata sul pallone. Conta i passi, c'è pure Garufo, ma c'è anche Ambro. E insomma, tre giocatori che il piede
hanno anche abbastanza buono. Si allontana Retucci, è più largo sulla destra, lo vedete. Io penso vada Garufo, però. Valicata, palla che passa, Crisafulli, gran parata adesso. Ha provato ad insaccarla sotto la barriera, quindi con un tiro basso, molto intelligente, perché con un campo così poteva essere determinante. Così non è stato. Poi la conclusione al volo di Garofo, non perfetta, ma si fa vedere anche lo Sciacca adesso, vuole tante occasioni del Bagheria. Vediamo quanto tra di recupero il direttore di gara, signor Corvaglia. Ancora non ha dato informazioni, però non ci sono state delle interruzioni, di conseguenza ipotizziamo veramente su un minuto, giusto per il gol. Ambro mangia la Cina, tocca con il braccio di Lopresti all'allontanata. Nel frattempo si lamenta Ambro un pochettino col direttore di gara. 2 di recupero, diciamo 1, ci siamo stati vicini, battuta rapidissima per Mangia la Cina che prende il pallone, adesso salta all'uomo in mezzo a 2, traversone, palla che passa, Petrullo allontana, poi Telis va dietro addirittura da Moser, la controlla come un muro qui e ruba il pallone, è un 3 contro 1, Ballariano ha fatto una gran giocata, Ballariano si calcia, Ballariano col mancino e se l'è divorato clamorosamente il Bagheria. Ha fatto un contrasto impressionante andando come un treno sull'avversario, ma poi ha sprecato qualcosa di incredibile Ballariano. E qui poteva però, secondo me, anzi doveva servire i compagni, perché c'erano 2 compagni vicino. Sciacca invece è spaccato in 2 praticamente. Testa di Florio. Gio. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, il primo tempo chiaramente. Ci divertiremo ancora con la seconda frazione. Giammè con l'addome la controlla come viene, poi Petrullo ruba ancora un altro pallone. Adesso ha trovato Ordonez, molto largo, cross per Gio che si era caricato con una rovesciata, ma provvidenziale intervento difensivo per negargli questo tipo di giocata molto complicata, però anche molto bella. Lopresti. E poi Girgenti non la tiene in campo. Mancano 15 secondi alla fine del primo tempo. Credo che non ci sarà più spazio per un'occasione. Col petto. Ancora Girgenti, 4 secondi, 3 secondi, fischietto in bocca. E con questa azione termina anche il primo tempo. 1-0 Bagheria, decide al momento il gran gol di Gio. Tante occasioni sia da un lato che dall'altro, però il risultato è di 1-0. Come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui su Sportiferi il secondo tempo della sfida a dopo. Licata ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha il Licata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però
va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano e non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Legate, insomma, può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Bagheria e Sciacca. Sul punto di battuta la squadra di casa con Ordonez. Ricordiamo 1-0, gol di Gio. E che gol! Una rete veramente molto molto bella, con un sinistro che ha trafitto il portiere avversario. Nel frattempo nessun cambio né da un lato né dall'altro. No, sembra proprio di no. Subito calcia Petrullo verso la porta, con Sabella che blocca, può prenderlo alla sprovvista. Era molto difficile effettivamente. Pierce intanto, che ormai si è posizionato come centrale di destra, con Jammeh invece a sinistra. Era un qualcosa che non abbiamo visto all'inizio della partita, perché è partito come centrale di sinistra Pierce, a destra invece Jammeh. Poi si sono scambiati la posizione intorno al 30°. Bella giocata, Girgenti alza la palla di testa, ottima, questa era una bella giocata. Infatti Ordonez dice a Caracappa: ti ho dato questa palla così perché volevo ti inserisse, anzi a Ballariano, non a Caracappa. Ma Lotto non l'ha seguito. Lotto che ha anche un po' da vedere, rivedere la giocata che ha fatto negli istanti finali del primo tempo, perché ha rubato una palla incredibile, andando praticamente come un tir sull'avversario. Lì però poi davanti alla porta ha sprecato tutto. Lui che il gol lo meriterebbe tanto, non soltanto per la partita di oggi, ma per la stagione che sta facendo. Un ragazzo che merita tanto, molto giovane, classe 2006. Però si è divorato la rete delle 2-0. Intanto con la spalla Costa, palla che rimbalza, Pierce la fa rimbalzare un'altra volta e poi di testa si appoggia da Sabella, che ritorna nuovamente dal 5. C'è Moser che si fa vedere, ma lui preferisce andare al centro con la sporcatura da parte di Girgenti. Poi Florio prende questo pallone, la controlla Petrullo di prima in verticale alle parti poi di Ordonez, che la controlla, palla forse fuori, e infatti level forse è fuori. Dunque rimessa con le mani, con Telise che lascia a Moser. Testa da allungare, poi Costa la tiene in campo come può, Telise, e poi Petrullo nuovamente, Garufo cambia gioco dall'altra parte, ma di testa arriva spampiato molto molto bene qui con questa lettura difensiva. È impeccabile per ora il centrale, non sta sbagliando praticamente nulla. In realtà anche Florio, di coppia difensiva del Bagheria perfetta per me. Retucci fa salire la squadra con Moser, tocco centrale per Ambro che attende sulla posizione di compagni, poi sbaglia il passaggio, un errore di Ambro per Telise e perde un po' di tempo lo Sciacca. Adesso poi carica la conclusione, Garufo, deviazione, Crisafulli blocca in due tempi facendo rimbalzare il pallone lì. Nel frattempo smette di piovere, bella notizia questa. E va lungo il portiere per Ordonez, Jammeh di testa giganteggia, poi Florio anche lui a ribattere la palla. Ala torna dietro da Sabella, due giovanissimi, la squadra di mister Brucculeri. Jammeh torna nuovamente dal portiere, adesso Pierce è sempre colui che amministra il gioco, le chiavi della giocata partono sempre da lui. Poi Telise per la palla in profondità, ancora una volta lotta Florio, lotta anche Petrullo che sta facendo una gran partita di quantità, l'aggancio non perfetto da parte di Gio. Ambro, Garufo, Jammeh e poi da Retucci di prima. Ala, vedi sulla fascia Telese che potrebbe anche crossare, vediamo, traversone che arriva, Crisafulli con i pugni, rimane a terra, poi spampinato, viene chiesto di mettere il pallone fuori, non è d'accordo lo Sciacca. Questa è una botta qui il difensore centrale nello scontro proprio con il compagno. Gioco ancora fermo, però forse anche un po' di ghiaccio serve al difensore.
Gioca ancora fermo. Speriamo che sia tutto ok. Si è rialzato. Anzi no, è Florio. No, è spampinato, giusto, non abbiamo sbagliato. Ok, sembrava di aver visto la fascia da capitano, ma non è così. Dunque, palla per lo Sciacca che aveva il pallone effettivamente tra i piedi, con il titolare che l'ha invece fermato il gioco. Ambro allarga per Moser, può rientrare. Palla in verticale, Ambro la controlla, ma Valeriano gliela ruba. Girgenti, fallo di Moser. Nel frattempo è rientrato il 33, tutto ok fortunatamente per lui, una brutta botta nello scontro con Crisafulli, ma fortunatamente è rientrato in campo, tutto ok. Nel frattempo torna ancora la pioggia. Minuto 51, Crisafulli va lungo, testa di Pierce, testa anche di Petrullo, gran partita per il 4, diciamo anche in precedenza. Ordonez in mezzo a due, prova a sgusciare via, poi Pierce con decisione fa una bella chiusura difensiva sulla posizione di Jammeh. Ala al centro di prima, Telis, c'è Garufo che rallenta un po' il gioco, forse un po' troppo, servendo adesso Licata, poi 1-2 tra Mangiaracina e Telis, gioca bene solo Sciacca, vediamo se punta l'uomo, dovrebbe farlo, si appoggia leggermente dietro però da Telis, che appoggia dietro anche per Garufo che carica la conclusione, poi invece cerca un'imbocata, era una scelta giustissima quella del 4, ma nessuno lo ha seguito. E dunque Crisafulli riparte con questa rimessa dal fondo. Garufo ha tentato una gran bella giocata, ma i compagni sfortunatamente non l'hanno seguito. Sbaglia invece l'impostazione la Bagheria. Ala vuole puntare l'uomo, è raddoppiato però anche un po' in difficoltà, si appoggia saggiamente da Ambro con l'esterno, bella palla, poi allontana come può la difesa e Ambro deve provare queste giocate perché è un giocatore che ha nelle corde la giocata giusta, quella vincente, però credo che debba stare un po' più all'interno della di rigore, perché uno come lui può fare veramente la differenza con gli inserimenti. Deve essere una spina nel fianco. Allontana Ballariano direttamente però dalle parti del portiere. Pierce. Controlla un po' come può lo Sciacca, nel frattempo aumenta sempre di più la pioggia e dunque anche l'imprevedibilità di ogni pallone. Ala va sul fondo, vediamo se crossa, va sul fondo, sulla destra cerca il traversone basso, palla che passa e poi Petrullo allontana come può di testa, palla che viene allontanata, la controlla Costa che poi spazza col destro, una idea corretta. Era chiaramente un modo per spazzare il pallone, però stava per diventare interessante per la velocità di Ordonez, ma è stato chiuso dalla difesa dello Sciacca, adesso sta veramente concedendo molto molto poco, ma deve anche cercare di fare un po' la partita perché sotto nel risultato e perdere in questo pomeriggio significherebbe farsi superare proprio dal Bagheria. Ma non solo, Retucci si gira, cambia gioco con il destro, sbaglia tutto però perché in anticipo ce lo presti, buona gara anche per lui. Ballariano cerca uno spiraglio, passa Ballariano, gran giocata adesso del giovane numero 8 che trova sulla fascia destra Giglio che deve puntare l'uomo, cerca invece il traversone di prima intenzione verso Ordonez, forse un po' troppa fretta adesso per il Bagheria, mister Tomasello infatti si gira un po' dalla panchina e scuote la testa quasi a dire ok, giochiamo bene però sprechiamo tanto queste occasioni per la frenesia. Questa credo sia una domanda che faremo anche nelle post gara, un po' troppa la frenesia adesso. Nel frattempo è pronto anche il primo cambio, viene casa Bagheria,
Tilise allarga il gioco, si cambia da Retucci e poi tacco di Florio e poi gioco fermo, fallo e c'è anche spazio per il cambio. Entrerà Scalisi, credo per un centrocampista. Vediamo perché. Forse per Caracappa. Vediamo. E qui infatti chiamano Caracappa, che è molto lontano. Infatti dal batticinque compagni esce, quindi Caracappa entra Scalisi, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Centrocampista per centrocampista. Al numero 32 Mattia Salvatore Scalisi, esce invece Samuele Caracappa. Buona gara per lui. Oggi facciamo un po' fatica a trovare un giocatore che non abbia giocato una buona partita in casa Bagheria. Tutti binotte e la sufficienza. Pisafolli va a lungo a cercare Ordonez, però di testa è un po' difficile con le due muri come Jamais, ma soprattutto Pierce che è veramente tanto alto. Credo arrivi oltre il 1,90 m, anzi sicuramente, che Jamais è molto alto, Pierce è ancora di più. E quindi insomma per un attaccante come Ordonez è molto tecnico e veloce, è un po' difficile riuscire a vincere i duelli fisici con questi centrali. Intanto alla posizione Ballariano, Pierce in scivolata poteva calciare, però poi Girgenti allo spazio, vuole passare ancora Pierce, chiude e sta sicuramente giocando una gran partita il centrale in maglia numero 5. Nel primo tempo ha salvato un gol praticamente fatto su Ordonez, adesso invece ha chiuso 2 volte, prima su Ballariano poi su Girgenti, però non possono arrivare con così tanta facilità. A centrocampo deve esserci uno schermo migliore per non concedere questo tipo di occasioni. Jamais allontana dopo ancora una volta un buon lavoro di piede di fisico. Florio con il quadricipite, poi Pierce ancora una volta a prendersi la libertà di avanzare, Spampinato qui commette forse fallo, se perché c'è la regola del vantaggio, si continua, si autolancia Mangiaracina, va sul fondo, vuole rientrare, casca giù, non c'è nulla. E qui infatti lo dicevamo ragazzi anche durante la nostra intro, questa partita poi non conta più tanto la tecnica o la tattica, ma conta tanto la voglia di vincere, perché quando c'è un campo così pesante, una pioggia così tanto presente e costante, soprattutto all'interno della partita, non può che essere la voglia e la grinta a essere determinanti in un match del genere. E al momento il Bagheria, adesso arriverà anche un tuono perché abbiamo sentito tanto crossi dentro con Pierce che riesce non a calciare, ma viene calciata la palla sopra lui. E poteva pronto anche un cambio in casa Sciacca, vediamo chi entra. Vediamo, l'arbitro forse non si è accorto. Forse lascia il campo Elisa. Vediamo. Entra Scalia, questo sicuro, 73, il numero della maglietta. Esce Ambro però. Fuori Ambro, dentro Scalia, questo è il cambio di mister Brucculeri. Nel frattempo inizia ad esserci anche tanto freddo qui a Bagheria, oltre chiaramente la pioggia che vi raccontiamo praticamente da prima dell'inizio della partita. Ha iniziato a piovere praticamente circa le 2:15, non ha mai smesso, solo per qualche istante. Per esempio nel gol iniziale di Geio in quel momento non pioveva. Adesso sembra quasi che sia aumentata la pioggia. Palla che si alza, la controlla come può Girgenti che lotta sul fondo ma non ne riesce a passare. Poi Costa la domestica con un po' di difficoltà ma non riesce a fare Scalesi, che però
non fa passare il pallone, buono invece il recupero del neoentrato Scalisi, che dell'entrato Scalia, scusa. Jamais al centro, Retucci, l'appoggio non è fortunato perché Spampinato, anzi Florio, mi dà molto fastidio, un po' al limite il contrasto. Costa, Moser, Costa salta di testa, poi Scalisi a dar fastidio, Petrullo, Ordonez quasi da calcio a 5, da pivot, controlla, gestisce il pallone e allarga. Vede la giocata, Giglio che cerca ancora la porta, questa volta non calcia bene come nella prima frazione, palla fuori di molto. Nel frattempo Moser mima il gesto, poi manda anche quel paese del tizio di gara rischiando un poco perché è tanto vicino. Palla che passa, scivola Licata, Garufo, Jamais, può avanzare lo Sciacca, deve prendersi il campo il centrale ma non rischia nulla. Moser, poi Garufo a centrocampo, bel dribbling, alza la testa, vede un pallone interessante verso Telis che però non controlla bene. E ripetiamo, il pallone è scivoloso, il tempo non aiuta e giocatori tecnici come Telis non sono molto felici di questo tempo. Girgenti, esterno, sbaglia perché Garufo la tocca ma riesce comunque a fare passare il pallone con Scalisi che lotta, appena entrato è fresco, continua a lottare ma il gioco viene fermato. Scalia si appoggia da Capitan Licata che alza la testa, lo sguardo è rivolto verso i compagni con Pierce che quasi sta facendo la sinistra adesso. E poi c'è fallo. Dicevamo, l'ingresso di Scalia, tanto giallo, l'ingresso di Scalia ha portato Pierce ad avanzare tanto. Infatti lo vediamo a centrocampo in questo momento, perché è un giocatore comunque molto tecnico che potrebbe trovare degli inserimenti interessanti anche sfruttando i suoi centimetri. Quindi potrebbe essere una soluzione più che valida quella del suo avvicinamento. Poi Scalia accusa un colpo, si continua, Garufo vuole la velocità da parte di Ala che ci ha creduto e ha fatto bene perché con un campo così il pallone si può anche fermare improvvisamente e anche quei metri che sembravano essere impossibili da prendere possono diventare tali. E dunque ha fatto sicuramente la scelta corretta. Meglio fare una corsa in più e sprecare un po' di ossigeno piuttosto che non credere in questi palloni che potrebbero essere anche determinanti. Tutto fallo, si lamenta un po' il pubblico di casa, però è stato dritto sull'uomo qui con Scalia che da quando è entrato ha preso praticamente soltanto delle botte. Nel frattempo mi ha chiamato subito l'ingresso dello staff medico, che è abbastanza preoccupato l'urlo del compagno. Credo sia tutto ok, speriamo sia tutto ok chiaramente. È entrato bene in partita Scalia, è entrato subito per fare la guerra praticamente, quello che sicuramente mister Bruscoleri avrà detto che in queste partite non serve tanto la tecnica, non serve tanto la tattica, serve tanto battagliare. Nel frattempo si è rialzato, tutto ok fortunatamente. E dunque l'aspetto tecnico va un po' in secondo piano in partite così, e la voglia di vincere che deve fare la difesa e che fa la difesa soprattutto, la voglia di non mollare mai nemmeno un centimetro. E rimessa laterale con le mani dunque per il Bagheria che riparte con Nellopresti. Si è attaccato molto poco da quella fascia, si tende maggiormente
attaccare dall'altro lato, ma comunque i terzini in realtà del Bagheria non spingono molto, né Costa né appunto tanto azione offensiva dello Sciacca che può entrare in rigore, mangia Racina, è largo, cerca il traversone, viene murato però da un ottimo Lopresti che dicevamo non attacca molto, è vero, però difende molto molto bene. Qui Angela Cina è un cliente molto complicato. Invece, tornando a noi, dicevamo in precedenza, i terzini non attaccano molto delle Bagheria, né Costa né Lopresti attaccano molto, lo fanno però Girgenti da un lato e Gio dall'altro. O anche le sovrapposizioni. Cross dentro, Crisafulli salta, ma la palla è fuori con Giammè che da raccattapalle va subito a restituire il pallone all'avversario perché siamo alle 65-30 secondi, dunque non manca moltissimo alla fine della partita, ma c'è tutto il tempo chiaramente. Il risultato è di 1-0, aperto praticamente a tutto, alla vittoria del Bagheria, al pareggio, ma anche alla rimonta dello Sciacca, vedremo. Pierce sovrasta l'avversario, si chiede un fallo, però Pierce è andato sul pallone, però nel modo di saltare ha battuto l'avversario, ma credo sia tutto regolare perché contrasto di gioco. Si è rialzato fortunatamente, un po' dolorante in realtà. Andrà Costa con le mani, dicevamo anche in precedenza, così come il collega Lopresti ha spinto poco sulla fascia, però dando praticamente zero spazio in difesa. A tempo calcio di punizione, fallo in attacco con Ordonez che si stava lanciando. Garufo. Avanza Garufo che trova la traiettoria corretta verso Mangiaracina che la può controllare, è molto esterno ma deve rientrare sul piede forte, lo fa adesso con Lopresti che gli dà fastidio, poi palla a tagliare perfetta perché Garufo la controlla, rientra anche lui e cerca addirittura la porta, forse un mix tra un tiro in porta e un cross, e questi palloni sono molto velenosi, ma lo sa bene Garufo, è un giocatore di categoria superiore, la carriera chiaramente parla sola. Frattempo Petrullo non perfetto, svirgola un po', ma è rimessa laterale, non calcio d'angolo. No, invece calcio d'angolo sembrava in realtà rimessa, perché dovrebbe essere andata a sinistra della bandierina, non a destra, però ci fidiamo, chiaramente dietro di gara non potremmo fare altrimenti. E dunque, minuto 68 di gioco, 1-0 sempre il risultato, sempre il gol di Gio al momento a deciderlo. Calcio d'angolo, traversone al centro di testa libera Petrullo, poi Licata lascia scorrere e sarà ancora calcio d'angolo. Anche qui pensavamo fosse rimessa, però non ne per il diritto di gara, dunque si continua ad attaccare per lo Sciacca quando ormai siamo andati al minuto 68 di gioco, c'è ancora tutto il tempo però per andare a ribattere la partita. Traversone al centro, sbuca di testa Pierce, non riesce a impattare, poi conclusione bellissima da parte di chi se non Desiderio Garufo che fa 1-1, gran gol col mancino sotto l'incrocio. Crisafulli non può fare nulla. Un gol bellissimo di Garufo, ma quando si parla di un giocatore così è veramente difficile non pensare che possa fare determinate giocate, perché uno come lui le fa. E si lotta, adesso la partita diventerà ancora più maschia, va giù, giallo per Scalisi. No, ci siamo pure noi, oh! Ma che fai? Rimasto giù. Giocatore come Garufo che ha giocato nell'Agragas, città di San Vito lo scorso anno, chiaramente per lui carriera nel settore professionistico, Catanzaro, Regina, Trapani,
Parma, Catania, Novara, insomma, un giocatore che di partite importanti ne ha giocate in carriera, che non ha veramente bisogno di presentazioni, o comunque che non stiamo conoscendo ora, sicuramente. Nel frattempo si è rialzato fortunatamente Moser, che sta lottando praticamente come un leone da inizio partita, avuto la peggio nello scontro con Scalisi. Tutto ok, fortunatamente 1-1 il risultato, 70° di gioco, mancano 20 minuti. La controlla Retucci, palla sbagliata, poi il rimpallo quasi lo favorisce, allontana invece Florio. Di testa, tocca Lopresti, viene superato adesso Pierce, sovrapposizione ottima di Mangiaracina che rientra, sterza, calcia con il destro a giro. Era una soluzione interessantissima perché è un mix ancora una volta tra un tiro e un cross, e quando è così dà veramente tanto fastidio al portiere. Minuto 71 di gioco nel frattempo. Savolli va sul punto di battuta. Mancano 19 alla fine della partita, 1-1 il risultato. Crisafolli va lungo adesso, testa ancora di Pierce che le prende veramente tutte, è gigantesco Pierce. Girgenti, Florio la controlla col destro, poi così so lancia, Jammeh in anticipo però con il braccio credo, infatti anche lui stesso un po' se la prende con se stesso per l'appunto. Telese a lamentarsi un po', Petrullo cambia gioco per Gio, sovrapposizione di Lopresti, cerca invece un pallone in avanti, testa ancora di Pierce, le prende veramente tutte e quasi gliela ruba. Costa, Petrullo va di ritorno, Petrullo si lamenta, vuole la trattenuta, poi Telese, anzi Retucci, Garufo di prima, palla che riesce ad arrivare a Retucci, bella giocata ancora sullo stretto, Garufo con l'esterno, Jammeh, c'è Scalia, prende il pallone adesso, rischia tanto, forse c'è fallo, no, si contiene, forse sì, fallo credo. Telese si gioca adesso con veramente tanta intensità, una vita molto bella, con Ala che non è riuscito a tenerla lì. Pierce, poi si trattengono abbastanza vistosamente i due, ma la ragione viene data chiaramente al difensore, con Capitan Florio che si lamenta ampiamente, voleva forse che il gioco venisse fermato leggermente prima. Nel frattempo Florio e Spampiato si sono scambiati la posizione, un po' come è successo precedentemente con Jammeh e con Pierce, almeno attualmente è così, poi vediamo se effettivamente sarà un qualcosa di duraturo, sembra di sì. E poi calcio di punizione, se c'è un giallo, eh sì, è un giallo per Scalia che rischia un po'. E infatti anche dalla panchina dicono a Scalia di non esagerare, perché effettivamente un po' l'ha rischiata qui, anche con delle parole nei confronti appunto della terna arbitrale. Scalia si prende la responsabilità adesso e fa bene l'anticipo poi dell'avversario, torna dietro Gio, Florio, Crisafulli allontana come può, Pierce di testa come sempre la prende lui, però questa volta non è preciso e credo che invece da lì dovesse agganciarla, stopparla con il petto e portarla in avanti, perché
non aveva nessuno davanti, avrebbe avuto anche diversi metri per avanzare indisturbato. Invece, forse un po' la stanchezza, forse anche un po' di paura, ha preferito colpire di testa, come fa Costa in questo momento. Spampinato, la tocca, poi Ballariano un po' spinto, e poi fallo di Scalisi, che ha già ammonito. Rischia un po', però non c'erano, credo, gli estremi per un altro gioco. Mangiaracina deve puntare la difesa, finta e controfinta, sterzata, va sul destro, traversone sul primo palo, sbuca di testa. Ci ha provato in questo salto ala, ma Crisafulli è attentissimo, blocca senza nemmeno tuffarsi. Era un buono stacco quello del giovane numero 17, però un po' debole in realtà. Nel frattempo, al momento nessun cambio, a parte quelli già fatti chiaramente. Ala si accende, va sul fondo, viene fermato da Costa, che adesso nel secondo tempo sta difendendo tanto di più, perché nel primo tempo sono avute poche occasioni dalle sue parti. Sbaglia il tocco, Pierce va sul destro, Ballariano ancora una volta a sradicargliela, adesso sbaglia anche Giglio, un po' stanco forse l'11, così come Girgenti nella seconda frazione sono un po' scomparsi. Mangiaracina rientra, calcia da fuori, Crisafulli qui con tanta paura, perché la palla è finita praticamente tra le gambe alla fine. Esterno di Scalisi, grande palla per Girgenti, che però non può arrivarci, perché c'è prima Moser e poi Jammeh a dargli fastidio. Ballariano mette giù la palla, ancora una volta giganteggiare a centrocampo, una gran partita come sempre, ma non sorprende più ormai questo giocatore. Poi tacco, Girgenti, palla è passata anche in campo in realtà. E si lamenta l'Albagheria perché chiedeva una rimessa propria, così però non è stato. Telese allarga verso Mangiaracina, si cerca sempre la giocata del numero 11, classe 2004, tanto giovane ma con grandissime qualità tecniche, e l'ho fatto già vedere fin dalle prime partite di questo campionato. Pierce, traversone ribattuto, adesso invita al cross il compagno, palla che passa, rimane lì e poi la palla entra in porta. Non abbiamo capito chi l'ha toccata per ultimo, perché nessuno esulta con forse con entusiasmo, si abbracciano tutti i compagni, quindi credo sia stato un autogol, e dunque 1-2, la ribaltata lo Sciacca. Minuto 78, mancano 12 minuti alla fine della partita. Adesso mister Tomasello forse cambierà qualcosa, vediamo, perché i suoi ragazzi sembrano effettivamente molto molto stanchi, e questo gol credo sia un gol proprio di stanchezza. Squadra a centrocampo con Ordonez sul punto di battuta, e lo Sciacca l'ha ripresa. Bagheria però poteva chiuderla nella prima frazione anche con un doppio vantaggio, invece adesso si ritrova sotto di 2 gol, cioè di un gol. Mi sbaglio, invece il tocco Scalisi non è entrato benissimo il 32, posta invece di un ottimo Caracappa che ha dimostrato molto questa partita. Prende tempo Sabella, palla che rimbalza, Costa di testa, Crisafulli non sicurissimo nella presa, e infatti anche il gol è arrivato perché ha ribattuto un po' male. Spampinato, Ordonez di fisico, Telise, è rimasto anche giù l'attaccante. Nel frattempo c'è spazio per il cambio, credo. Sì. Un cambio doppio, perché abbiamo sia da un lato che dall'altro, quindi con la numero 22 entra Fiorentino, invece con la 29 per lo Sciacca Pizzitola.
Adesso andiamo al posto di chi però? È uscito spampinato, sì. Come nella partita contro il Montelepro, un cambio in difesa con il Fiorentino, con Costa schierato invece centrale, e sicuramente Ballariano andrà sull'out di sinistra, credo, mentre invece Pizzitola cambia adesso, infatti. Esce molto stanco Ala. Una buona partita però anche per lui. Sicuramente meglio nella seconda frazione. Florio. Sventagliata lunga sui piedi di Girgenti, poi Scali si è anticipato da Jammeh, ancora monumentale. Pierce si autolancia, Pierce velocissimo, taglia al centro del campo, Pierce ancora non lo ferma praticamente nessuno, allarga il gioco, Mangiaracina, vediamo se rientra e calcia, Mangiaracina va sul mancino, cerca la conclusione, fuori, e poi Chisafolli chiede subito un pallone, perché vuole battere immediatamente. Pizzitola si è schierato infatti a destra, come largo a destra al posto di Ala, infatti come diciamo invece Ballariano a sinistra come terzino, quello che avevamo visto effettivamente anche nella scorsa partita interna contro il Montelepro. Scalisi prende in pieno Pierce, poi Petrullo, palla che non riesce a essere controllata da Fiorentino e palla direttamente in tribuna. Ha subito rigettata in campo. Quando siamo al minuto 82 di gioco, mancano 8 minuti, ma ci aspettiamo un recupero abbastanza cospicuo. Vediamo se effettivamente sarà così. Ballariano. Con Mancini, si appoggia da Girgenti, ancora Ballariano. Florio. Ultimi minuti col Montelepro sono stati favorevoli per il Bagheria, vediamo se lo saranno anche questo pomeriggio. E poi fallo, calcio di punizione quasi dal limite, e vediamo chi batte, perché mancando Lucera forse Petrullo potrebbe essere una soluzione, visto che spesso e volentieri i calci piazzati è lui che si va a prendere il pallone, e infatti lo vediamo lì davanti. Però anche Giglio e Girgenti potrebbero essere due soluzioni interessanti, infatti vediamo per il 10, Girgenti sul pallone, Petrullo si è allontanato, e proprio Giglio anche, quindi destro o sinistro, esterno di sinistra, esterno di destra, insomma. Il tempo sta sistemando la barriera Sabella. Vediamo chi batte, perché sono entrambi sul pallone. Da lì forse un mancino potrebbe andare con più pulizia. Girgenti o Giglio? Finta, va Giglio col mancino, dritto sulla barriera, poi calcia ancora dritto, sempre sulla barriera. Petrullo con il mancino! Palla che esce di molto, ma sembrava essere partito meglio questo tiro. Nel frattempo è rimasto giù Sabella, però non sappiamo perché. 84 di gioco, mancano 6 minuti. Ricordiamo. E qui infatti il direttore dice recupererò tutto, non vi preoccupate. Questa sicuramente sarà il suo virgolettato, lo sentiamo da qui, ma possiamo immaginare. È rimasto giù, però non capiamo per quale motivo. Il portiere.
Ci auguriamo che sia tutto ok, ma credo di sì. E infatti, tutto ok, minuto 85. Proviamo a ipotizzare 5 minuti di recupero. Questo è un po' la previsione che ci sentiamo di fare. Vedremo se ci sarà qualcuno in più o magari qualcuno in meno. Pierce con la schiena va incontro a Retucci, che non ha avuto tanti palloni giocabili, però ha cercato di addomesticarli al meglio delle proprie possibilità. Passata a campanile, sarà rimessa laterale, non ha fretta di battere lo Sciacca, chiaramente. Pierce si gira ancora col fisico, gran partita per lui, forse il migliore in campo, allarga per la conclusione col tacco, si ferma, palla dentro, la tocca, poi fuori gioco, banderina alzata, va segnato a porta vuota Mangiaracina che non è d'accordo. E poi Florio sul punto di battuta rapidamente batte questo pallone. Era arrivato l'1-3, ma la bandierina ha salvato in questo caso il Bagheria. Poi Garufo mette giù la palla un po' complicata, poi il dribbling di Pizzolato che cerca verso l'interno, Ballariano fa una grande difensiva, poi sbaglia per un dribbling di troppo e poi segna Retucci, lo dicevamo, non aveva ricevuto palloni, lo ha fatto adesso e ha segnato 1-3. Dunque 1-3 risultato quando siamo al minuto 87. Era arrivato già il gol dello Sciacca, ma il fuorigioco aveva fermato tutto. Adesso invece nemmeno 60 secondi più tardi, credo 45 secondi dopo la rete dell'1-3. Una partita veramente a due volti per il Bagheria, che ha fatto un grandissimo primo tempo, ma un secondo tempo da dimenticare. Nel frattempo fuori Girgenti con la 10, un po' stanco. Vediamo chi entra. Picone con la 27, ma manca veramente pochissimo. Facce un po' sconsolati sulla panchina del Bagheria. Non potrebbe essere altrimenti. Pizzolato. Anzi, Pizzitola, chiedo scusa. Errore nella lettura. In questo caso. Palla gettata in avanti, adesso sembra un Bagheria quasi arrendevole, perché questo gol ha dato sicuramente una doccia freddissima. Tutto arrivato da un dribbling tentato da Ballariano, che è un ottimo centrocampista, però messo come terzino sinistro forse approda un dribbling eccessivo. A centrocampo ci può anche stare, in difesa lì con un giocatore fresco come Pizzitola è un rischio gigantesco. Ed effettivamente poi il 29 dello Sciacca ha recuperato questa palla, messo dentro, e Retucci da due passi non può far altro che segnare. Ballariano prova ancora il dribbling ma sbaglia. Pizzitola può ripartire, è veloce il 29 che è freschioso e calcia, si allarga tanto, cerca la conclusione, ma c'era Retucci al centro che un po' lo rimprovera, però rilancio alla che viene bucata, poi l'anticipo su Ordonez. Ottimo a recuperare ancora Scalia, che è andato bene in partita. Era buona invece l'idea di Picone, che c'è il pallone adesso. Picone con la suola, poi con la punta, tocco con il braccio, calcio di punizione. Poi sotto gli occhi del direttore di gara, spinta abbastanza evidente di Picone, con Moser che va poi muso duro con Costa. Minuto
89 e 44 secondi, dunque siamo al 90esimo. Vediamo se ci sarà anche l'entità del recupero, perché siamo al minuto 90. Ipotizzavamo 5 minuti. E invece sono soltanto 4. Pensavamo anche un po' di più. Calcio di punizione. Palla che tocca la barriera, poi rimane in trova di rigore, allontana come può. Come sempre. Pierce. Calcio di punizione, dunque può sistemarsi lo Sciacca, che può anche un po' giochicchiare con il tempo. Nel frattempo Costa e Moser stanno parlando. E poi Sabella perde tanto tempo. Con Scalia che dice avanti, vai, buttala lontano e giochiamo. Credo che anche il fattore tempo climatico in questo caso dica ai giocatori dello Sciacca ok, però non perdiamo troppo tempo, sta piovendo tantissimo, torniamo così negli spogliatoi presto. Retucci dopo la svirgolata la difesa di casa, Retucci ancora la controlla, suola, poi il raddoppio viene fermato, voleva tenerla lì sulla bandierina, buono il lavoro di Scalesi che gli è andato a levare. Ballariano, poi non la tiene in campo, palla allontanata, mancano praticamente poco più di 2 minuti alla fine della partita. Pierce di testa, allunga come può, poi gli tenta la Crisafulli. Scalisi mette giù questa palla, rimbalzo di troppo, rimessa laterale. Pitrullo si prende l'onere di questa giocata, al centro di prima la tocca Fiorentino, direttamente però dal portiere Sabella. È rimasto ancora giù però. Palla che rimbalza. Poi Garufo di prima, non sbaglia veramente mai Garufo. Rallenta un po' il ritmo, ma manca veramente 50 secondi. Traversone, Retucci ancora! 1-4. Adesso forse è un po' eccessivo il risultato. Diciamo lo Sciacca ha tanta difficoltà di segnare, ma oggi ne fa 4. E dunque allontana un po' tutti i fantasmi in zona offensiva. C'è anche un cambio però. Con l'ingresso, vediamo di chi. Fuori Garofo, l'abbiamo sentito chiamato. Entra per il numero 18. Per praticamente gli ultimi, forse 15 secondi della partita, perché è veramente finita, siamo al 94. Cerca la conclusione da centrocampo, un po' come in precedenza Petrullo. Sabella blocca, la tiene lì. Credo che sul suo rinvio terminerà anche la partita. La blocca. Avanza in qualche metro. Chiama il tempo, il direttore di gara. Palla lunga. La controlla con un gran bell'aggancio qui. Tirone, poi sbaglia il passaggio. Costa finta di rilanciare. Lo vuole fare adesso, ma non c'è più tempo perché finisce la partita. Vince lo Sciacca con il risultato di 1-4.
È un Bagheria che forse ha tanto da recriminare per la prima frazione, più che altro. È stata giocata veramente tanto bene. Poi nella seconda qualcosa non ha funzionato e chiederemo questo infatti a Mister Tomasello proprio nel post match. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto. Vi ringrazio ancora e alla prossima.